Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento della 7ª edizione del Libro delle 18.03. Questa iniziativa nata alcuni anni fa, così quasi per gioco, grazie all'amico Paolo Polli, e poi nel tempo è diventato ormai un appuntamento, un punto di riferimento culturale per la città di Gorizia. Ci sono alcuni ringraziamenti da fare, ovviamente in apertura, prima di lasciare la parola ai nostri ospiti. Allora vorrei ringraziare innanzitutto APT che come sempre ci accompagna sin dall'inizio di questa avventura e ci sostiene. Un ringraziamento speciale quest'anno va al Piccolo di Trieste, che ha deciso in occasione del suo 130° compleanno di credere in noi, credere nella nostra iniziativa, nelle persone che ci lavorano, e quindi ha deciso di affiancarci, collaborare con noi sin dall'inizio della stesura del programma e la condivisione quindi degli autori, ma non solo, ma anche prestandoci, diciamo così, alcune delle sue firme più prestigiose, tra cui appunto Alessandro Mezzenalona, responsabile della pagina culturale del Piccolo, che abbiamo ospite qui questa sera. Vorrei ringraziare gli altri amici di sempre, tra cui appunto la libreria Ubi di Gorizia, che sin dall'inizio ci accompagna, e ovviamente i nostri sponsor, che li leggo perché sono sempre di più, per fortuna, i magazine ovviamente, KB e Kinemax, la banca di Mediocredito, Friularia, BCC di Lucinico, Fara e Capriva. Bene, non mi dilungo oltre perché vi lascio in compagnia dei nostri autori. Abbiamo Gianmario Villalta, poeta, scrittore, studioso, operatore culturale, non a caso è ideatore, anima e corpo di Poche non ne legge, una delle rassegne, le fiere del libro, chiamiamole così, più importanti in Italia dal mio punto di vista personalmente, non perché qua dico la migliore, visto che le ho girate un po' tutte. Bene, vi lascio in sua compagnia e buona serata a tutti. Una cosa che mi preme dire subito, poi lascio la parola, è di scusarmi con tutti voi. Io adesso capisco una cosa che non ho capito, e ho capito 18:30. E mi dispiace perché non sono uso, c'è il mio amico che è venuto con me che è testimone, dobbiamo essere là per le 6:30. Mi dispiace, mi vergogno profondamente, non sono uso a queste cose, mi dispiace quando lo fanno gli altri e sono mortificato, l'ho capito adesso e sarei stato qua, io ero qua un quarto d'ora prima per essere alle 6:30, se no sarei stato qua alle 6 meno un quarto, scusatemi ancora. Insomma, sì, si sente. Devo dire che se al posto di Gianmario Villalta ci fosse stato Vittorio Sgarbi, credo che non si scusava assolutamente. Grazie a lui, perché insomma esiste ancora la possibilità di essere educati, ecco, che devo dire, penso sia una delle ultime cose che ci permette di stare in una società cosiddetta civile, insomma. Grazie per avermi invitato qui, devo dire, a me fa un piacere immenso, anche perché in un senso perché riesco a uscire dalla mia gabbia in cui sono confinato praticamente tutti i giorni, nell'altro senso perché sono vicino a Gianmario Villalta, che non solo un poeta ma uno scrittore, un intellettuale che io ammiro moltissimo da sempre, e quindi devo dire, insomma, quando si riesce a fare degli incontri così è sempre molto bello. Aggiungo solo due cose per quanto riguarda la partecipazione del Piccolo, del giornale, a questa manifestazione. Io credo che il nostro direttore, che questa sera non è qui, ma che ha partecipato anche alla conferenza stampa, intendesse così appoggiare, accompagnare questa manifestazione, ma soprattutto per far vedere che un giornale appunto non è più una gabbia, non è più un mondo isolato rispetto al resto della realtà. Purtroppo tutti noi tante volte abbiamo un'idea delle redazioni molto vaga. Io tante volte posso dire che le persone mi dicono: ma quando detti gli articoli alla tua segretaria? E io dico magari ne avessi una, dico forse riuscirei a fare più cose. Per cui è un'idea sempre molto vaga ed è sbagliato, perché soprattutto oggi
che siamo in un mondo così veloce, no? Così connesso, come si usa dire, così con le notizie in tempo reale, il fatto che un giornale, tutto sommato, del territorio, perché credo che Piccolo abbia dialogato non soltanto con Trieste, ma con Moscardone, con Gorizia, con l'Isontino, col Friuli, pensate che fino a pochissimi anni fa avevamo una redazione a Pordenone, l'abbiamo avuta a Udine, insomma, poi purtroppo i giornali, come sapete, non godono di gran buona salute, quindi a un certo punto si ripiegano un po' su se stessi, ma credo che questa sia una delle occasioni, appunto, e non solo questa, per dimostrare che un giornale è un essere vivente all'interno della comunità, non all'esterno, e che anche se tante volte uno magari vede il giornale come qualcosa di staccato, no, dalla realtà, perché tante volte, devo dire, io stesso, che sono un giornalista, faccio fatica a capire la gestione di certe notizie e soprattutto perché certe notizie vengono enfatizzate in un certo modo. Vi dirò che tra di noi certe volte nelle riunioni in redazione ci sono delle liti, delle discussioni feroci su questi argomenti. Per cui ecco, grazie agli organizzatori, grazie di averci invitato in questa bellissima sala, devo dire che non avevo mai visto e che vedo per la prima volta, anche se sono un utente di treni, ma si vede che mi era sfuggita, e soprattutto grazie a Gianmario Villalta che è qui con noi, tra l'altro sull'onda, io dovrei dire, di tante grandi gioie, perché insomma un direttore artistico come Gianmario che riesce a fare di Pordenone legge, che io credo non ci sia segreto a dire che era una manifestazione che rischiava di chiudere, perché credo che quando Gianmario l'ha presa in mano insieme a Valentina Gasparetti, insieme a Alberto Garlini, credo che fosse una manifestazione che rischiava di fermarsi, perché la stessa Camera di Commercio di Pordenone, che ci credeva, a un certo punto non vedeva più quale poteva essere l'itinerario giusto per una manifestazione così. Devo dirvi che oggi, e questo non lo dico io, ma potrei portarvi la testimonianza di tantissimi responsabili di uffici stampa, editor, delle più importanti case editrici, non più tardi di qualche settimana fa, mi hanno detto quasi quasi siamo pronti a diciamo abbandonare un pochino Mantova per trasferirci di più su Pordenone, cioè per seguire Pordenone ancora più da vicino, portare ancora più autori. E devo dire, questo ripeto non lo dico io, ma mi è stato riferito, e io, come potete immaginare, che insomma la seguo da un po' di anni, per me è una grandissima gioia, perché vedere che la regione Friuli Venezia Giulia, il Friuli, riesce ad essere competitiva in un campo così difficile come il campo editoriale, il campo della letteratura, della poesia, dell'arte, devo dire, rispetto a luoghi, a città, a regioni che hanno molto più visibilità di noi, che sono molto più centrali in Italia di noi, beh, scusate, ma insomma uno un po' si alza di qualche centimetro da terra, anche se non sono io né che organizzo Pordenone Legge, ma mi alzo di qualche centimetro da terra di riflesso grazie a loro, perché dico, bisogna essere orgogliosi del lavoro che hanno fatto. Ecco, questa potrebbe essere una delle gioie di questa sera, ma l'altra gioia che ci accompagna ormai anche questa da alcune settimane, come sapete, è che Gianmario Villalta ha vinto uno dei premi più importanti e credo anche più seri in Italia, perché lasciate stare quelle che sono state alcune polemiche di queste ultime edizioni, ma credo che il premio Viareggio è sempre stato al di sopra di qualunque tipo di discorso, di maneggiamenti, di voti pilotati, e vincere il premio Viareggio per la poesia, credo nel 2011, non succede a caso. Non succede a caso, credetemi, soprattutto non succede quando un autore come Gianmario Villalta ha un percorso di libri pubblicati, di libri scritti non soltanto nel campo della poesia di altissimo livello, insomma di recensiti, lodati, insomma, ecco. Quindi credo che il punto di partenza nostro di questa sera è veramente un punto di partenza di orgoglio da lettori, cioè l'orgoglio minimo, non è l'orgoglio strombazzato dei nostri politici o dei nostri ricconi, no? che si vantano di cose che per me sono ininfluenti, insomma. Ecco, l'orgoglio di poter dire che ci sono ancora delle persone che intraprendono un percorso di valore però concreto nella creazione artistica, nella trasmissione, diciamo, dell'inventiva, no? Perché in fondo
dico, la letteratura e la poesia non sono delle cose che nascono da una tecnica, non esiste una macchina che ci permette di scrivere poesia, o non ancora, non esiste una tecnica infallibile per scrivere un romanzo che poi non tanto le classifiche di vendita, ma i critici, che sono sempre lì col fucile puntato, diranno che vale. Ecco, pensando a questa serata e pensando anche alla splendida intervista che è uscita ieri sul Piccolo, che ha fatto Mary Barbara Tolusso a Gianmario Villalta, devo dire che mi veniva in mente una cosa che aveva detto parecchi anni fa in un'intervista Jorge Luis Borges, che era questo grande scrittore argentino che ha passato l'ultima parte della sua vita senza vedere, ma continuando a farsi leggere, a scrivere e a seguire con una passione veramente indistinguibile la poesia e la letteratura. Quando diceva che la poesia non ha niente a che vedere con la saggezza, forse non ha niente neanche a che vedere, diceva lui, con l'intelligenza, ma ha una natura totalmente sua, una natura che nasce da una rivelazione. Ecco, casualmente questa stessa parola, rivelazione, l'ho trovata in una risposta che ha dato Gianmario Villalta in questa intervista. Lui diceva la poesia è rivelazione e non tecnica. Ecco, rivelazione fa un po' paura, rivelazione, no? Rivelazione sa di illuminazione, ma in effetti, se pensate, uno scrittore, un poeta, non è un soggetto che si mette a tavolino e dice adesso scrivo, non è come noi giornalisti un professionista che nel momento in cui ha le notizie, le recensioni, una mostra da recensire, un libro o un fatto di cronaca nera da raccontare, o anche una cosa bella, dico, anche un premio vinto da una classe di studenti, si mette a tavolino e quelli sono i dati. Poi ovviamente la sua fantasia, la sua creatività potrà andare oltre, no? Però sempre da quei dati deve partire. Ecco, un poeta parte invece, uno scrittore parte invece da qualcosa di più impalpabile, se pensate. E questo qualcosa di più impalpabile è una cosa che dei versi, soprattutto della raccolta, possiamo definire, pubblicata da Villalta con Mondadori, Vanità della mente, ma anche dei versi delle raccolte che ha pubblicato prima. Io ricordo per esempio l'emozione che a me aveva dato leggere e vedere al buio, di cui in parte alcune poesie, alcuni versi rientrano anche in questo libro, perché tutto sommato la poesia è diversa dalla narrativa, la poesia è una cosa che scava dentro in qualche maniera. Gianmario Villalta ha scritto 2 bellissimi romanzi che sono Tuo figlio e Vita della mia vita, 2 romanzi che hanno affrontato anche temi molto, molto duri, molto, diciamo che ci accompagnano in qualche maniera quotidianamente. Però sono temi che restano anche un po', che confinano anche un po' con la realtà alta, diciamo. Penso per esempio a Tuo figlio, che era la storia di una donna in qualche maniera coinvolta negli anni bui, negli cosiddetti anni di piombo del terrorismo. Ecco, la poesia è qualcosa invece che va molto più a scavare molto più dentro di noi, ma più in profondità. E devo dire, Vanità della mente in questo senso scava veramente in diverse direzioni. C'è per esempio un filone che a me piace moltissimo nella poesia di Villalta, è il filone del rapporto che c'è tra la nostra vita quotidiana, il ricordo e lo scorrere del tempo. Ecco, questa è una cosa che a me colpisce molto, anche perché Villalta in un verso dice: non chiedere che cos'è il tempo, credo, è adesso sempre, no? Ecco, questo per dire quanto forte sia il legame che lui sente, ma d'altra parte chi ha letto i suoi versi anche di questo libro lo sa, tra quello che stiamo vivendo noi oggi, i ricordi che vivono dentro di noi e il passato anche più lontano, ma anche quel futuro che tutto sommato ci aspetta e che già, se pensate, cominciamo a costruire giorno dopo giorno. C'è una parte bellissima, secondo me, che si intitola Kindergarten, in cui c'è l'illusione della vita che in realtà però si specchia nella morte, l'illusione di quella che può essere, appunto lui dice, un'infanzia bellissima, un'infanzia vissuta in campagna, un'infanzia che cita alcuni topoi, potremmo chiamare, alcuni luoghi, alcuni elementi fondamentali, fondanti della vita in campagna, e sono casualmente tutti con i diminutivi, sono l'agnellino, il pulcino,
il maialino, il bambino, no? Però poi se voi andate a leggere i passaggi di questo kindergarten non può fare a meno questa vita così luminosa apparentemente. E qua devo dirvi, a proposito di luminosità, c'è un verso che a me, non so come dire, ha fatto addirittura star male, da tanto bello, è il verso in cui lui dice mi fa male il verde. Ecco, questo vedere, no? La luminosità di quello che ci circonda, però visto anche in prospettiva con il nostro essere, con il nostro anche malstare tante volte, quindi la bellezza della visione esterna con quella che è la problematicità, diciamo, del nostro essere interiore, no? Ecco, io non vorrei andare troppo lontano, anche perché voglio che sia Gianmario a parlare questa sera, perché lui l'ospite che vogliamo sentire parlare, ma vorrei partire facendogli una domanda e poi ovviamente lui è liberissimo di andare oltre. Ecco, lui a un certo punto in una poesia, a parte che poi vorrei fargli anche una domanda sulla poesia dialettale che diciamo riempie in parte anche questo volume, è una poesia dialettale particolare perché non è il dialetto forte, non è il friulano che è lingua, non è diciamo la parlata famosa come può essere il romanesco, il lombardo, no, è un dialetto il dialetto veneto, diciamo, di quella terra che sta al confine tra Treviso e Pordenone, quindi un dialetto, se vogliamo, lui lo dice, diversi stusai, ecco, scusate, io non è un dialetto che conosco bene, che secondo me tra tetrapacche e monossido, quello è veramente sì. Ma quello che volevo chiedergli è questo: lui a un certo punto dice vorrei fare versi come ogni antico animale che parla diciamo dell'amore e della guerra e della morte. Ecco, in realtà lui come poeta va molto oltre questo, perché c'è l'amore, c'è la morte, in parte c'è anche l'eco della guerra, ma c'è soprattutto l'uomo con la sua difficoltà e con la sua con il suo splendido essere tutto sommato qui, no? In questo qui e ora. Troppa roba, signori, troppa roba. Come al solito Alessandro Zenalona e lui, io adesso, solo che sembra un separietto, no? Sembra un teatrino, adesso dovrei li faccio sinteticamente tutta una serie di lodi. Fa la pagina di un piccolo giornale in fondo come vendita e diffusione, che però in realtà è l'orgoglio di tutti gli editori d'Italia. Quando viene fuori qualcosa da tutta Italia, quella pagina lì sono tutti contenti dappertutto, tra l'altro come se fosse un grande giornale nazionale, perché sanno la qualità. Il Pordenone Legge, sì, il Pordenone Legge è bello, abbiamo dei grandi sostenitori, tra cui uno che vi dico solo questo episodio, non solo ci dà una mano ma è vicino, e possiamo contare su di lui sempre. Vi dico solo questo episodio, lo chiamo io disperato perché a un certo punto contavo di presentare questo autore norvegese, Klaus Ove Knausgaard, che ha scritto un librone, adesso è uscito per il secondo ma non lo sapevo neanche, e allora ha scritto questo librone di 800 pagine, io l'ho letto, molto bello, ho fatto di tutto perché venisse a Pordenone, perché volevo presentarlo io. Una serie poi di coincidenze all'ultimo momento, io non posso esserci, mancano 3 giorni, 4 giorni, non so, dico scusa, se lo devo chiedere una volta che chiedo in ginocchio, ma proprio chissà come, ma è una roba, guarda, che dico, abbiamo, e la risposta bellissimo libro, vengo volentieri, come se non l'ho letto, tanto per dire chi è Mezzenalona, no? E poi non solo, ma tanto per dire fino in fondo chi è, era in uscita, che poi è uscito subito dopo il secondo volume, altre 800 pagine, se le fate mandare, se le lette. Per cui una serietà di lavoro, una certezza assoluta, come dico sempre. Quindi, e lo ringrazio poi per tutte le cose belle che ha detto, per le questioni della poesia. Io ne ripesco alcune per poi arrivare alla questione di fondo, cioè una cosa che oggi deve venire fuori, e se no non capiamo più nulla di tante cose, e visto che stiamo perdendo la poesia come orizzonte proprio della nostra vita quotidiana, una volta il veicolo era quello tradizionale la via maestra della cultura era quella della poesia. Tu da quando andavi alla scuola elementare fino a quando, non so, avevi tutte le trafile, non so, tutta una narrazione, no?
dal garibaldino alla prima guerra mondiale, chiunque affrontasse un viaggio, una cosa, c'era tipo di poesia nello zaino, no? Un viaggio, una guerra, un momento importante, c'è sempre chi, una persona di un po' di cultura, una persona di un po' di vita civile, c'è il libro. Noi veniamo da una storia di questo tipo e negli ultimi 30 anni è stato fatto strame della poesia perché non esiste praticamente più, insomma, vabbè, c'è il Piccolo che fa la paginata per un poeta, ma credo che è una cosa che fa il Piccolo, ecco, però se no non esiste, escono fior di libri, insomma, non esistono più neanche le recensioni sui giornali maggiori, è una cosa spaventosa. E quindi si va anche a ragionare oggi su quello, tu giustamente hai finito con la domanda, la butto lì per poi ritornarci, no? Al significato antropologico della poesia, cioè ha la poesia qualcosa di vero, di radicato, di profondo nel nostro essere diventati esseri umani, nel nostro essere esseri umani, e lì possiamo ricominciare a interrogarci per dire vabbè, caviamo fuori almeno quello che c'è di radicale, di elementare da lì. C'è qualcosa che fa sì che comunque noi abbiamo una profonda e inconscia dimestichezza, vicinanza con la poesia, anche se non lo sappiamo. Ecco, lascio e torno dopo per ripercorrere, però ci tengo un paio di cose che hai detto. Una è quell'elemento che non volevo fosse trascendentale, ma che fosse proprio umano, antropologico, quotidiano, della rivelazione. Allora, ci sono rivelazioni, ovviamente quelle sulla via di Damasco, sono cose che rovesciano la vita, eccetera. Chi è fortunato magari le ha, chi è meno fortunato fa più fatica e via. Però noi viviamo di rivelazioni. Noi viviamo di rivelazioni piccole, piccolissime, però se fosse soltanto tutto quanto la nostra vita quello che noi pensiamo già che è, avrebbe neanche la pena viverla. Purtroppo è altra cosa molte volte in peggio e quindi siamo costretti ad affannarci a correre dietro, per fortuna è altra cosa altre volte in meglio, cioè ci fa scoprire, ci fa mostrare delle cose. Così come chi si mette a fare un'opera, chiamiamo di arte, perché ormai se vuol dire qualcosa, cioè un'opera in cui c'è il lavoro artigianale, il lavoro di una tecnica, di un sapere che si acquisisce, e lì non è che questa idea di rivelazione vada contro la tecnica, no, è la consapevolezza di come si fanno le cose, uno secondo me è meglio se ce l'ha, però di fatto non basta, cioè dicevo, no, anche lì lo dico spesso, quindi credo che tu adesso non ho letto l'intervista, ma la leggo dopo, che se alla fine di una poesia uno non ha trovato qualcosa che prima non pensava di metterci, non ha scoperto qualcosa di se stesso, non ha scoperto qualcosa per questa strada che ha fatto che gli dice di più dell'idea di partenza, allora non serve niente. Allora non è per chi la scrive neanche una poesia, è semplicemente l'applicazione di un concetto, è semplicemente come dire, la realizzazione di uno schema. Ma allora perché uno dovrebbe mettersi a fare lì? Che valore avrebbe questa cosa qua, no? Semplicemente l'applicazione poi di una geometria prevista. Invece la grandezza della poesia, a saperla ascoltare in profondità, che è fatta di una quantità di elementi che si richiamano, che hanno a che fare con i suoni, che hanno a che fare con la grammatica della lingua, che hanno a fare... permette di affrontare delle strade che poi anche minimamente fanno vedere delle cose anche a chi le sta scrivendo. Quell'altro elemento del tempo, perché no, è venuto adesso, no, non chiedere che cosa è il tempo, è curioso, mi è venuto in mente adesso da dove viene, perché è talmente elementare, viene da, non ci avevo mai pensato perché lì dentro è fatto in un altro modo, viene messo giù in un modo insomma, che conclude un ragionamento, una sequenza, ma viene sicuramente, perché l'ho letto 1 milione di volte, da quell'11° libro delle Confessioni di Sant'Agostino, dove dice, no, se tu mi chiedi che cosa è il tempo, no, di pensarci, io so che cos'è. Se mi chiedi di dirti che cos'è, non lo so. No? Cioè la dimensione temporale è talmente radicata nella nostra esperienza, tale da costituirla
che ridurla a sola espressione logico-linguistica, nel senso della argomentazione normale delle cose che diciamo normalmente quando spieghiamo, non riusciamo ad afferrarlo. Cos'è che riesce ad afferrare il tempo? Nella sua dimensione vasta, la narrazione, no? Nella dimensione profonda, probabilmente qua e là a catturare dei gangli il concetto, l'esperienza filosofica, e in realtà la poesia riesce probabilmente a cogliere quell'elemento, dicevo antropologico, quello che ci fa uguali come esseri umani, quello che ha fatto di noi degli esseri umani nella percezione delle cose, nella trasformare degli oggetti della vita, degli elementi della natura in simboli, nel trasformarli da simboli poi a elementi operativi proprio della nostra progetto di vita, come facciamo tutti anche quando non ci immaginiamo. Io sono convinto, non so cosa pensate voi, io sono convinto che tutto ciò che fa parte del nostro orizzonte percettivo è poi ciò che costituisce anche il senso della nostra vita, la tonalità affettiva della nostra vita, ed è là dentro, secondo me, che poi si muove in termini di linguaggio, si muovono le varie forme anche di arte in cui si viene usata la parola. La poesia, tornando all'elemento antropologico, ha qualcosa in sé che cercherò di dire brevemente, perché il discorso è più complesso, ma in fondo a complicarlo troppo poi si perde il punto di vista. La poesia ha un elemento ricorsivo in sé, cioè la possibilità di mettere in moto un elemento ricorsivo. Cosa voglio dire dicendo ricorsivo? Il fatto che se io uso una sequenza e poi la fisso, la interrompo e poi ne uso un'altra e le metto in rapporto, creo una struttura che al suo interno fa una musica, fa una ritmica che può diventare una musica, che si mette nella nostra testa automaticamente secondo un sistema di parallelismi. Non sto dicendo troppo complicato, come funziona il verso, come funziona il sistema dei versi. La poesia nella cultura occidentale, nella cultura di tutto il mondo, è più antica della prosa, viene prima della prosa, perché è più naturale, perché attraverso questo sistema ritmico fa in modo di far risuonare le parole tra loro in un modo che cattura o ferma o comunque riesce a isolare meglio l'elemento immediatamente emotivo, l'elemento che mette in collegamento la parte intellettuale, se vogliamo, ma subito con quella emotiva. In teoria addirittura dovrebbero essere delle macchinette, delle trappole, delle macchinette, delle poesie per catturare proprio l'elemento emotivo, no? la tonalità affettiva di un momento, di una situazione. Poi è un altro lavoro, ma di fatto poi c'è stata anche una poesia distruttiva nei confronti della poesia che aveva un suo significato di contrapposizione culturale, quello che si vuole, ma di fatto poi alla fine la poesia è costituita da quella cosa che naturalmente abbiamo dentro, cioè il rapporto tra il ritmo e la memoria. Se voi pensate, come funziona la rima per esempio? Funziona perché ci sono delle identità di verso, delle sequenze ritmiche dei versi che possono stare l'una al confronto con l'altra, che creano un parallelismo, e funziona fin dove tiene la scansione della memoria. Massimo un quarto verso, sì, quarto verso bene, un quinto verso resiste, già un sesto rima ancora no. Perché abbiamo la testa fatta in un certo modo, per questo dico antropologia. La nostra testa, la nostra sensibilità è fatta in un certo modo, non c'è niente da fare. La poesia deve stare là dentro, se no non funziona. Noi facciamo uno schema di rime, no? di qualsiasi tipo, come quelle che segniamo a scuola, A, B, B, A, eccetera, eccetera. Bene, A, B, B, A, fino al quarto verso, nel Castillo è il verso lungo, ma anche se arriviamo al quinto ancora ci percepisce, se noi saltiamo dal primo al sesto non percepiamo più come la rima. È un richiamo, una sonata, poi dobbiamo fare un altro lavoro. E così internamente, adesso ho fatto un macro esempio, e così internamente per tutti gli elementi che risuonano,
piano. Chiaramente cosa fa, diceva già Montale, che il poeta decente le rime le nasconde? Siamo in un'altra sensibilità. Allora la poesia, quella contemporanea, se non le nasconde fa anche di peggio, addirittura trasforma quel gioco di rime in gioco di assonanze, trasforma quel gioco di... però deve esserci una struttura di questo tipo che tiene in piedi l'operato poetico e che fa in questo senso, cioè quello, la forma di quello, e che fa da acceleratore in un certo qual modo di quello che è una via di scoperta di sé, una via di scoperta di dimensioni, ma molto banalmente, molto quotidianamente, di dimensioni della nostra vita che hanno a che fare sempre poi con quella strana cosa che noi di cui dobbiamo rendere conto, cioè che capiamo le cose con ragionamento, ma soltanto dopo che le abbiamo percepite profondamente, emotivamente, quando le abbiamo percepite, le abbiamo messe insieme, abbiamo creato questa tonalità di fondo che è il nostro stare. Ecco, ti chiedo solo una cosa prima di richiederti la cosa del dialetto che mi interessa moltissimo, ed è questa. Il nostro mondo ha a un certo punto interrotto il dialogo, diciamo, con l'arte visiva. Pensiamo quanta fatica facciamo tutti noi, anche quelli insomma, che si interessano, che provano a interessarsi di più dell'arte contemporanea. Insomma, uno vede, non so, il Papa colpito dal meteorite di Capellan e dice, ma cos'è? Questa è arte, non so. Ecco, la poesia invece è diverso, secondo me, perché c'è stata una frattura, indubbiamente, all'interno del Novecento, dall'ermetismo, no? Insomma, però se pensi poi la poesia non ha, diciamo, quasi mai ha puntato all'effetto shock, all'effetto, no? Eppure comunque il dialogo a un certo punto si è sfilacciato in qualche maniera. Allora, secondo me la poesia ha consumato questa cosa prima, in particolare in Italia negli anni, a cavallo anni 50, negli anni 60. L'ha consumata prima, però, come diceva giustamente, cito per la seconda volta Montale, poi basta, e la condanna della poesia, c'è la condanna semantica della poesia. Cioè la poesia comunque sia, non ha il privilegio di altre forme che comunque arrivano, perché il colore, la forma comunque che sia anche, non ci sia un oggetto riconoscibile, però una forma, no? Il colore, il suono, il ritmo che sia prodotto da uno strumento, comunque arrivano. Mentre come si fa a svuotare completamente la parola del significato? E come si fa a usarla? No, gli esperimenti fatti in questo senso sono stati frequenti, concentrati in un certo periodo, ma presto anche esauriti, perché poi è andata a finire così, c'è stato uno strascico, ma è andata a finire così. Quindi rispetto alla pittura, che poi torno un attimo, ma addirittura per certi aspetti prima, e molto prima, e su questo piano, secondo me, quella ultima che deve ancora arrivarci è la musica colta. Cioè la musica si è diffratta in mille forme, eccetera, ma c'è rimasta questa eredità, diciamo, di musica colta che appunto Stockhausenberg, eccetera, cui so poco, ma cosa so quello che vedo, che mi tocca a avere quotidianamente, magari a confrontarmi, perché mi propongono, vieni, fai, hanno fatto di Zanzotto, sta facendo una cosa su un Berlucci di Cappello, no? La Senigallia è molto bella, eccetera. E cosa succede? Succede che secondo me lì sono ancora al confronto con operazioni puramente intellettualiste, cioè col fatto di voler rompere. La pittura è diversa, nel senso che la pittura ha avuto dei passaggi riguardo al mercato, a certe cose di un certo tipo che o l'arte, diciamo, visiva, la pittura intanto si è persa nel mondo dell'arte visiva per un certo periodo, ha avuto la provocazione, però è anche vero che da non poco tempo non solo si torna a dipingere o comunque a fare delle cose in cui le figure sono riconoscibili, ma sì, c'è, al di là del fatto, così si fanno delle cose anche brutte secondo me, perché si riacquistano le tecniche, si fanno troppo finte pitture rinascimentali, cose che non hanno nessun senso,
Però c'è una ricerca di vario tipo e vario titolo che è molto simile alla ricerca della poesia dagli anni 80 in poi, cioè a ritornare a una specie di post figurativo che abbia tutta la coscienza di tutti i ribaltamenti, di tutte le difficoltà, però che allo stesso tempo mette insieme la visibilità di un'immagine con l'emotività di qualcosa invece che è molto proprio dell'artista e che viene dalla risonanza del colore, eccetera, eccetera. Se vogliamo fare un esempio che tra l'altro è qua, poi lui fa anche altre cose, ma quando dipinge è Kiefer, credo, no? Però se vogliamo fare un altro esempio, adesso che è qua invece in sala e che ho scelto come, questo è un particolare, quindi si capisce o non si capisce, come opera che illustra il mio libro, quindi ho messo in copertina, è Claudio Guerra, appunto, che è un pittore che ha tutta un'esistenza nascosta, un'opera molto bella che per ragioni, per quanto si riguarda appunto il mercato, ha voluto tenere insomma un po' per conto suo, una vicenda che poi un giorno chissà verrà fuori, però che io sento molto vicino proprio perché c'è questa faticoso chiaramente recupero di elementi riconoscibili del mondo, di un agire anche, di un confronto con la realtà naturale e culturale evidente, però allo stesso tempo sono destrutturati tutti quegli elementi che fanno da un lato il mondo della pubblicità e delle immagini seriali, dall'altra anche il mondo però della presuntuosa, diciamo, ricerca artistica che sa già cosa troverà, che comunque ha già visto il mondo, l'ha già messo, come dire, in quadro, o squadrato, ha già detto cos'è che non va del mondo, cosa bisogna fare in arte e produce serialmente queste cose, comunque non differentemente, secondo me, da questo punto di vista, dalla pubblicità di Hollywood. Il cammino dell'arte che oggi mi interessa, dico Claudio Guerra perché lo sento molto vicino, che interessa a me, è quello che di chi, appunto, pur consapevole, cercando di essere al massimo consapevole di quello che avviene nel mondo, sa che si incespica, sa che spesso nell'incespicare si trova il cespo d'erba, quello bello, quello vero, e magari si trova il passo che serve per affrontare un altro pezzo di strada, sa che l'attenzione a volte viene risvegliata anche controvoglia, cioè, e bisogna tenere attenta però la mente, attenti i sensi, senza presunzione, lavorare con l'idea più di chi ascolta che di chi parla. Questo sì, certo. Ecco, la cosa che a me interessa moltissimo è questa scelta, diciamo, che ha fatto Gian Mario Villalta di dedicare una porzione piuttosto cospicua delle poesie di questo libro, dedicarla ai suoi versi in dialetto. E la cosa interessante è che questo dialetto, io vi dirò, io ho vissuto e lavorato 2 anni a Pordenone, quindi forse sono particolarmente affezionato a questo modo di parlare, diciamo. Ma questo dialetto, se voi provate a prendere una poesia, e magari forse Gian Mario una ce la legge, diventa musicalissimo. Allora, questo dopo gli chiederò, dopo che ci ha letto questi versi, se diciamo è stata un po' una scelta quella di dedicare alcuni dei suoi versi più belli, cioè di fare in modo che alcuni dei suoi versi più belli cantino in qualche maniera in questo dialetto che, come lui stesso dice, è un dialettino, cioè non è un dialetto, non è il siciliano, non so come dire, che ci inonda, non è il sardo di Milfoi, non è, no, questi dialetti molto, o lingue, insomma, molto forti, ecco. Sapete tutti com'è andata, no? Cioè a un certo punto il dibattito sul dialetto in Italia, sulle lingue minori, prende una svolta decisiva dopo la ripresa, insomma, primo novecentesca, che ha dato grandi poeti come Marin, per esempio, qua vicino, ma Marin aveva un'altra idea del dialetto, cioè aveva un'idea del dialetto come lingua speciale attraverso la quale, in maniera quasi mallarmeana, si poteva recuperare l'originalità del sentimento, questo afflato sentimentale in presa diretta, e si poteva cantare l'anima, la natura, eccetera, eccetera.
Nel secondo momento in cui, cioè, era una poesia che saltava, anzi ribaltava il rapporto italiano, cioè lingua ufficiale, dialetto, e faceva del dialetto quella lingua originaria, per far cantare l'anima, diciamo, insomma, no? Secondo i termini di allora. Ed è un'operazione straordinaria, è riuscita a lui, è riuscita a Giotti, poi per altri aspetti, insomma, no? Per parlare solo di quest'area. E quello che arriva con l'ondata, che più propriamente viene chiamata poi neodialettale, anni 70, Pasolini, uno dei protagonisti all'inizio, arriva sull'onda di una vera e propria rivoluzione nel modo di vivere, nel modo di parlare, di comunicare, eccetera, eccetera, che a un certo punto fa pensare a un orizzonte della morte dei dialetti. È da quel momento che scattano i due elementi, uno quello della riscoperta delle radici, cioè della valorizzazione attraverso il dialetto della propria, e dall'altro punto di vista invece quello appunto della salvaguardia dalla morte di queste specie di canto del cigno, no? Bene. A questo punto quel che succede è anche una individualizzazione del dialetto rispetto alle tradizioni, appunto, alle grandi tradizioni, comunque il lombardo, no? Pensa il più grande poeta milanese di questa nuova ondata è un poeta che di fatto ha un padre genovese genovese un po' sardo, e lì si arriva tardi anche, che è già ragazzino a Milano, e Milano la vede dalla periferia, cioè Franco Loi, no? Per dire, cioè, quindi è uno che, come dicono tutti i milanesi che sanno veramente il milanese, quello il milanese se lo inventa, che se voi sentite i milanesi, quelli che parlano milanese fin da bambini, che parlano del milanese di Franco Loi, sono molto, diciamo, critici in confronto, perché dicono quello è un milanese suo, con la tradizione milanese la porta, insomma, a testa, poco ha a che fare. E così avviene in tutta Italia, cioè si recuperano la parlata propria, la parlata del paese, del luogo, eccetera, a, diciamo, discapito delle tradizioni che pur c'erano. Questo ha già un significato, no? Di un cambiamento, di uno spostamento. Perché in realtà nel frattempo cosa avviene? Avviene che la presunta morte dei dialetti non c'è. Però avviene una cosa veramente importante dal punto di vista antropologico, che è stata definita da un grande poeta francese, da Péguy, è definita l'evento più importante nella cultura occidentale dopo la nascita di Cristo, cioè avviene la morte della civiltà contadina e borghigiana. Questo avviene veramente. Oggi non esiste più il contadino, esiste il lavoratore, l'operatore del settore agroalimentare. Non è un contadino, forse c'è qualche nonno rimasto che fa ancora a modo suo il contadino, ma numericamente è ininfluente sulla realtà. Nella realtà c'è un settore agroalimentare che ha tutte le sue caratteristiche, eccetera, eccetera, in cui chi lavora la terra, ormai sempre più in maniera meccanizzata, eccetera, eccetera, è un operatore di questo settore che ha tutto, come quello del metalmeccanico, come quello dell'istruzione, stessa roba. Del mondo del contadino, delle sue ritmi, leggende, proverbi, modo di stare con la natura, col sacro, per esempio, col sacro che era la nascita e la morte delle piante, degli animali, non più niente. No, anche quella sezione che dice il kindergarten. Dice l'elemento inquietante del rapporto che non c'è più con la sacertà dell'animale, della sua nascita e della sua morte. È rimasto per gli ebrei, è rimasto osservante, è rimasto per gli islamici osservanti il kosher o halal. Noi occidentali l'avevamo sempre avuto, avevamo fino a tardi, greci, latini, eccetera, poi l'abbiamo perduto, che sono le tecniche rituali per isolare e santificare il gesto dello spargimento di sangue e l'ammazzamento dell'animale. Perché ogni vita, ogni sangue è sacro.
E nell'antica vita contadina che io purtroppo ho dovuto fare, no? Nella vita in cui appunto dopo leggo magari qualcosa, si ammazza l'animale, non si ammazza volentieri. Com'è la contraddizione che l'animale puoi tirare su, puoi volergli bene e sai che devi ammazzare? Perché è un mondo contraddittorio dove c'è l'elemento del sacro. Ma poi magari vediamo. L'elemento del sacro adesso, no, quel mondo è finito, ecco, volevo stringere. Cosa è successo però? Che mentre quel mondo è finito, il mondo, se non è diventato mulino bianco, agriturismo, ma tutto bello, non è che è finita la campagna, sono finiti gli albi, è diventata un'altra roba, anche carina, piacevolissima, mi piace scampagnare, perché no? Però è un'altra roba, non c'è più, se non nella testa di qualche, vabbè, no, non c'è più. E cosa è avvenuto nei dialetti? E poi veramente ho concluso, leggo, è avvenuta una migrazione. I dialetti sono migrati in un altro mondo, sono migrati nel mondo che conosciamo e come tutti i migranti hanno lasciato a casa un sacco di robe, intanto tutto un lessico, tutta una serie di espressioni legate a una vita che non c'è più. Voi se prendete il dialetto, prendete tutti, qualcuno di voi si ricorda, tutti gli attrezzi e tutti i gesti, tutte le attività della vita contadina, della vita artigiana, eccetera, eccetera. Adesso, voi che sentite per esempio il Telefriuli, il telegiornale friulano, no? Quel friulano, a parte le S finali, alcune cose, è anglo, una lingua anglo-internazionale, no? Messa sull'italiano, sull'italiano, dove ci sono degli elementi, qualche congiunzione, le S finali del friulano, ma in realtà, secondo me, un friulano, parlante friulano, che, non so, di 80 anni fa, morto 80 anni fa, che si trovasse questa lingua qua non sa, cioè è come se l'arabo più o meno, o quasi, perché ormai parliamo, la lingua veicolare è diventata una lingua che ha una serie di elementi internazionalizzati, anglo-dipendenti, eccetera, eccetera. Ecco, detto tutto questo dialetto emigrato è comunque una lucina che si spegne, ma una lucina insostituibile, non commensurabile nella sua pochezza, non barattabile con niente, non sostituibile, non raffigurabile con altro, e per chiunque abbia avuto una lingua materna, è lingua materna, quindi ha tutto quel diritto, quella forza. Chissà ancora, per esempio, se potremmo parlare di lingua materna, come Dante diceva, no? Dante parlava di lingua materna, noi possiamo ancora, una figlia di 5 anni, e rifletto su questa cosa. Mia figlia che da sempre è esposta, io ho visto da sempre, a una serie di media straordinari, potenti, buoni, anche belli, impara ogni tanto delle formule espressive, ci sono dei canali ormai dedicati ai bambini, però fino a che punto è lingua materna, cioè lingua che deriva direttamente dal nucleo familiare, dall'affetto più intimo, come si diceva una volta, o neanche paterna, cioè dal nucleo civico, no? Ma una lingua che ormai è esposta a tutti i venti di quella che noi chiamiamo globalizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Dice delle cose, che non vengono da altre parti, vengono dal mondo, ma a distanze siderali, che quando ero bambino io non succedeva, cioè dovevo incontrare una persona, no? C'era questa radio ogni tanto, quella cosa che tirava fuori delle robe un po' più strane, ma erano tutte cose innocentissime, no? Nelle canzoncine. Ecco, detto tutto questo, questa è una poesia allegorica, forse, se so cosa vuol dire, ma soprattutto non sono certissimo, ma soprattutto che leggo in dialetto senza starli a tradurre perché credo che si capisca. Poca erba poreta de un pras tornio da drio il cavalcavia, erba fredda, sporca erba de un pra, da anni dismentegà, cosa insisti tu a crescer? E il tuo dialettin de versi stusai, da tetrapache monossido. Cosa ti si? Vera? Ti? I chivi allora mais te pare i virtuai? No te si ti che te salva, no te si ti che te sa. Te si sol che ribandonada,
dell'infinito, dell'atomo vita. Ecco, questa è una poesia che potrebbe essere allegorica di un'idea di poesia in dialetto. E dopo questa, invece, che apre la sezione che si chiama Revoltà, dà un'idea di come, almeno per me, in tanto tempo, perché ho cominciato alla fine degli anni 80 a scrivere, questo del dialetto sia una cosa che torna e che va, che mi dà rabbie, polemiche, dissidi e volte, però insomma ripeto, quella cosa lì che revoltà. Dirò che l'esta il dialetto che me se ha revoltà, che me sono revoltà, che so sta revoltato dentro di come si parla, contro di come si parla. Dirò che so sta abbandonare questo discorso qua, di tutti i discorsi dove mi sono trovato revoltato. E poi quello che dicevi tu, che leggo solo un pezzo, se no viene lunga, perché non voglio neanche tediare, però che è conclusiva, è la cosa anche più recente in dialetto, così. E leggo un inizio, poi salto perché è lunga. Far versi, non so a casa vostra, a casa mia quando ero piccolo, far versi, non sta a far versi, non voleva dire non sta a scrivere poesie. Ci siamo capiti, ecco. Far versi, per un'altra volta far finta che ancora resiste, un'ultima volta resiste, sto parlar l'astra del jazz, che cricca sotto i piedi, che sotto i piedi è il mola, far finta di isolar come su un'isoletta del jazz in mezzo al mar, far finta che fa mal col jazz e si dislega, e dopo col si ingreva col tutto il silenzio dei pra neri de vento, i olmi neri che trema drivi fossi de sentinella. E poi vabbè, salta un po', far finta che la tua caverna de no al piano de sora la tien le bestie de fora con testalin senton femmina e maschio de on vicini insieme a scaldarve davanti alla televisione. Far finta che non l'occorre, o che occorre far finta sentirse butte e radise, ruzin e filtre fazzin, erba bianca che cresce e guariva, sotto un libro sola via da un treno, far finta, far vivere, sentirsi perdere qualcosa, far finta di averlo lui, far versi come ogni antico animale che l'è sulla terra, per l'amor, per la morte, per la guerra. Penso che noi possiamo parlare per mesi sull'ispirazione, insomma, sentire un poeta che legge le sue poesie, credo che sia la cosa più emozionante, insomma, assolutamente. E ti chiedo questo, riallacciandomi a un avvenimento di cronaca di oggi, cioè oggi l'Accademia di Svezia dà il premio Nobel per la letteratura a un poeta, questo Thomas Tranströmer, ancora una volta il Friuli ha l'orgoglio di dire noi siamo arrivati prima, perché forse qualcuno ricorderà che nel 2004 è stato premiato con il premio Nonino, quindi diciamo noi lo conoscevamo già. Ecco, la domanda è questa, tutto sommato la poesia ha un ruolo forte, no, all'interno della letteratura, però non vende. Questo poeta è pubblicato in Italia solo da Crocetti. Sono uno dei pochi che c'ha il libro. Ecco, Crocetti sono delle cose belle. Una bella è il momento in cui si sopisce durante un viaggio in macchina, si sopisce e a un certo punto dice che si risveglia e per una frazione di secondo non si rende conto dov'è, e allo stesso tempo non rende conto dov'è neanche chi è. È un passaggio proprio veloce, molto bello, dice un attimo di terrore assoluto. Per assoluto quando, perdendo le coordinate del fuori, si perdono anche le coordinate del dentro, no? Quando noi crediamo che tutto sia dentro, invece proprio c'è questo
scambio tra dentro e fuori, che è bellissimo, è un poeta cupo anche per certi aspetti, però importante, e anche un poeta che ha passato 80 anni, per cui sarebbe da dire, insomma. La poesia è curiosa, chissà, io non sono contento, ovviamente per ovvie ragioni, che la poesia non abbia un riscontro così di lettura come per esempio il romanzo, e come non ha niente altro in Italia, avendo anche la saggistica ha perso tutto quanto. È strada, se voi vi rendete conto, che io mi ricordo bene invece negli anni 70 in generale, quando entravo in una libreria c'era quasi solo saggistica e romanzo, c'erano tutti i romanzi stranieri, pochi italiani. Io credo che la fortuna del romanzo in Italia degli scorsi 10 anni sia anche un po' drogata da una serie di eventi, in particolare ultimamente dal fatto che c'è una filiera, chiamiamola così, che mette insieme romanzo, cinema, televisione, rotocalco, eccetera, eccetera, che però adesso con la crisi va a esaurimento abbastanza spesso, nel senso che l'elemento voluttuario che portava magari per stare alla pari con la chiacchiera anche a comprarsi il libro, poi viene un po' meno, perché il libro è la prima cosa che salta al paniere degli italiani, prima delle unghie e prima di tante altre cose, insomma, ecco. E quindi come si sta già verificando, quel che si vede, insomma, dai dati di quest'anno, il romanzo avrà un suo. Certo che è facile, cioè nel senso che il romanzo ha una storia comunque ti tiene lì, ti intrattiene. La poesia non ti intrattiene, la poesia ti prende o ti molla, non è che è un'altra cosa, anche se poi un minimo di starci lì secondo me ti dà delle belle soddisfazioni. Però non è neanche questo, non è è questione di abitudini, ripeto, hanno ammazzato la poesia e i lettori di poesia. Cioè, una volta che il discorso sulla poesia e la polemica sulla poesia si è mangiata la pagina, e chi abbia visto o direttamente come insegnante, o adesso c'è un po' di marcia indietro, ma insomma chi abbia visto il parossismo scolastico di 4 versi circondati da 6 pagine di commento può capire cosa sto dicendo. Cioè, un insegnante non sarà un imbecille, qualcosa saprà spiegare di quei 4 versi, no? Se no stia a casa, diamo il libro alle famiglie, si arrangino. Potrebbe essere un modo, cioè c'è stata una specie di furore a un certo punto, no? Che ha portato da un lato a pensare che ci fosse di più nella spiegazione dell'ultimo critico che arrivava di quel che c'era nella poesia, e non è vero. Secondo, ancora peggio, poi è arrivata l'ondata negli anni 80, quella che ha finito di far tabula rasa, quell'idiozia, scusatemi chi non è d'accordo mi contesti, quell'idiozia che i bambini devono giocare con il linguaggio e quindi bisogna dargli delle troiate, scusate l'espressione, da leggere, fatte di rimedi di cose insensate, da Ersilia Zamponi più tutta quella roba là, che ha finito di buttare a mare tutto quanto. Perché, scusatemi, un bambino, poi dipende da cosa, ormai i bambini sono bambini fino a 18 anni, per cui per i genitori e gli insegnanti, no? Sono bambini fino a 18, quindi un disastro. Un bambino che gioca con le parole, che ama giocare con il linguaggio, le rime, fino a 5 anni o 4, mia bimba che anche ne ha 5 già vuole un senso, un significato. A 12 anni, in prima media, in seconda media, in terza media, questi idioti, guidati da idioti, che si mettono a farci cicco, cobba, di bibba, rabà, tutte le cose senza perché c'è la rima. Vuoi che sia cretino uno che non capisca cosa è la rima? Perché? Perché non sono in grado di capire la roba di Leopardi, non sono in grado di capire la roba di Catullo, cioè è stato l'ultimo atto, no? Chiaramente, perché se tu non prendi sul serio quello che fai e non pensi che ci sia una scala di valori, non la puoi trasmettere, no? E quindi da lì è cominciato, fine anni 80, la tabula rasa completa. Paradossalmente, nella poesia consapevole di questo, si è ricucito un gran lavoro, e ci sono, oggi paradossalmente ci sono i libri, ma penso soltanto qua,
tra amici, tra conoscenti, a pochi chilometri, cioè, nel senso che Mario Benedetti, Pierluigi Cappello, cioè autori di poesie che si possono leggere, ma che con un rapporto diretto con quello che viene scritto. Non ha più niente a che fare con le cose che si vedevano 20 anni fa. Solo che si è rotto il filo. Cioè, prima uno di andare, e vedete là che resteranno là, prima di andare a comprare un libro di poesia, uno preferisce tagliarsi le vene, cioè uno preferisce fare qualsiasi cosa, perché la sua fiducia nel fatto che là dentro ci sia qualcosa che lo interessa è zero. Questo guastato dalla pletora di persone che chiaramente trovano nella poesia la via più facile per soddisfare la loro egoistica e strana ambizione artistica, perché in fondo il libro di poesia si scrive comunque sia, anche se tu scrivi le robe più assurde del mondo, è poesia, quindi non si discute. Dico, dovrebbero tutti quelli che hanno da fare poesia, che pubblicano, essere costretti a scrivere un romanzo, perché almeno 200 pagine che abbiano una coerenza, voglio vederti a finirle, anche che sia un bruttissimo romanzo, però che sia coerente, che a pagina 15 sia un senso con pagina 1 e con pagina 150, voglio vederti che impari un po' che ora che lei, non che qualsiasi cosa ti passa per la testa la scrivi e poi ormai non c'è filtro, cioè le case editrici maggiori fanno in tutte quante messe insieme 10 libri di poesia all'anno e pullula ovunque questo strame dove ci sono dentro delle perle, per l'amore di Dio, ci sono dentro dei poeti bravissimi, ci sono dentro, e il guaio è quello, no? Che quando parli così passi per un deficiente, perché dentro questa roba c'è sempre quello che vuoi dire, ma guarda che c'è Rentocchini, ma guarda che c'è, dico, è chiaro, però se per uno che passa ce ne sono 10.000 che farebbero bene a pensarci due volte, alimentando tra l'altro un sistema quasi truffaldino per cui uno paga 5.000, 3.000 e questo crea un sistema di autocompiacimento per cui chi ha un minimo interesse per la poesia se la fa, cioè ha interesse per la sua, diciamo, che ha un minimo interesse per la poesia, interesse per la sua. Manca in questo senso quel senso di crescita che può passare anche dall'imparare dagli altri, dall'avere degli obiettivi alti, eccetera, eccetera. E, ripeto, ci sono dei libri negli ultimi 10 anni importanti di poesia che sono lì e che nessuno vede. E potrebbero anche tornare, quando capita, a me capita per fortuna, per esempio anche di far leggere delle cose, o di leggere direttamente delle cose dei poeti. De Angelis, qua insomma ci sono una decina di poeti perfettamente comprensibili, l'ultimo De Angelis, dico, non quello di prima, tu leggi, ragazzi anche a scuola dicono, ma esiste allora qualcosa che dai siciliani ad oggi crea un collegamento? No, perché se no c'è come problema, come fai a raccontare? Tutto quanto è passato dipende dal presente, non è da qualche parte, il passato non è da nessuna parte, il passato dipende da come lo vediamo noi. Come fai a parlargli di Dante, di questo, di quello, quando poi non hai un riferimento di una cosa che esiste nell'attualità, no? Rimane tutto invece tu leggi una cosa che ha un senso per loro, anche senza pensare, ripeto, di dover spiegare l'acqua calda, cioè l'acqua fresca, se la bevi ti disseta, ti piace, è inutile spiegarla, cioè qualche indicazione per da dove viene, tra l'altro il bicchiere verde, cioè no, via, cioè inutile che più di tanto, voglio dire, sì, poi ci sarà un indirizzo di professionisti della letteratura, finalmente vengono, che sapranno di spiegazioni speciali, particolari, cosa farsene per sé, per spiegare meglio semplicemente agli altri. Quindi la poesia in questa condizione, però vale la pena lo stesso, però è comunque radicolata, c'è bisogno, comunque c'è, che è tutto distorto, però la poesia è viva e c'è bisogno di poesia e nonostante queste distorsioni trova la strada per affermarsi, senza invadenza, senza quei numeri, quelle stranezze che sono insomma di altri mondi, ecco. Tra l'altro, a proposito di quello che dicevi, mi è venuto in mente un episodio buffissimo che è successo nella scuola media di Trieste, dove una ragazzina all'esame di terza media ha portato una specie di tesina sui poeti maledetti, e ovviamente i poeti maledetti, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, non erano stati
diciamo affrontati dal programma, gli insegnanti erano a bocca aperta, cioè ma scusa, ma perché tu fai una... E lei dice, ma perché i poeti maledetti sono citati da alcuni gruppi di musica dark, e quindi lei c'era comunque arrivata, ma li aveva letti, li aveva anche capiti, quella era la cosa bellissima. E lei ha fatto una tesina dalla musica, cioè dai poeti maledetti alla musica dark, che gli insegnanti sono rimasti a bocca aperta, ma perché lì erano gli insegnanti che avevano sbagliato a non capire che un Baudelaire, io l'ho letto per esempio a 14 anni, un Baudelaire può affascinare tantissimo un ragazzino, forse più, non so come dire, più di un Paolo Giordano che gli racconta delle storie che, boh, insomma, alla fine sono tutti sfigati, per cui, insomma, non è che proprio, no? Però evidentemente questa è un po' anche la paura, ma un'altra, e questa, qua ti lancio una provocazione, perché, insomma, devo anche farti un po' arrabbiare stasera, o tentare perlomeno, ma non è che i poeti sono poco, diciamo, sono poco vendibili, in questo senso. Uno scrittore, un romanziere, non so, vince il premio Campiello, immediatamente ti chiama il Corriere e ti dice: senta, il vescovo taglia Italia, lei cosa pensa di questo? Un poeta un po' più difficile commercializzare. Era il contrario, no? Fino a 20 anni fa. Lo so. Era esattamente il contrario fino a 20 anni fa. Se tu vedi l'ultima generazione, sono quelli che adesso hanno, cioè, quelli che sono rimasti pochi, purtroppo sono morti, ma sono rimasti vivi, in effetti Zanzotto è rimasto vivo, di quegli altri dagli 80 in su sono rimasti ben pochi, però quella è stata, che però era 20 anni fa, ben visti, no? Fino a 20 anni fa questo ruolo era dei poeti, cioè i Luzzi, i Zanzotto, i Fortini, sono tutti morti nell'arco di 20 anni, no? Fino ad allora questi erano i referenti della cultura, dell'opinione alta italiana. E se volete vi faccio anche la storia, la so, ho studiato, faccio il professore, ci sono delle date, una delle date è legata all'uscita del nome della rosa di Umberto Eco. Quello è un discrimine importantissimo perché ha determinato un cambiamento dell'orizzonte della cultura italiana, dell'atteggiamento della cultura italiana verso il romanzo. Prima di allora il romanzo era un genere in Italia che andava usato in senso sperimentale, secondo, o se no, vi ricordate precedentemente le grandi polemiche intorno al dottor Givago o al Gattopardo, perché non era abbastanza sperimentale il romanzo ancora dell'Ottocento. Nessuno si ricorda, ma forse vi ricordate meglio di me, non lo so, quello che era l'interdetto nei confronti del cosiddetto giallo, che adesso è l'unica cosa che reggono gli italiani. L'unica cosa che va in Italia adesso sono i gialli e i noir. Basta che sia un morto, un ferito, cioè diventa un noir e a posto tutti, no? E intanto si vede. Ecco, si vedono solo gialli e noir in Italia oggi, quando fino alla metà degli anni '80 il povero Scerbanenko e non so, Fruttero e Gentili dovevano travestire questa cosa, no, come involucri sciccosi, perché sennò non sarebbe mai stato. Cioè il giallo era un interdetto intellettuale in Italia nei confronti del giallo. Quindi in realtà questo vortice, io spero che poi non sia definitivo, però è legato a un sistema di veicolazione delle immagini, faranno mai il primo libro di poesia, no, sistema di veicolazione delle immagini in cui anche l'immagine vincente dello scrittore di romanzi acquista facile autorevolezza, tenendo conto che una non autorevolezza, spiego, chiunque di voi si ricorda come succedeva fino a 20 anni fa, in particolare forse fino a 15, cioè c'era l'editoria, c'era la critica che aveva i suoi luoghi, l'accademia, i giornali, le riviste, eccetera, eccetera, e c'era il pubblico. La critica faceva da mediatrice e comunque in gran parte decideva, poi con lotte interne tra critici, polemiche, eccetera, però decideva dell'andamento e il pubblico si orientava sulla critica. Bene. Le nuove comunicazioni, le nuove vie di comunicazione, i nuovi sistemi, eccetera, hanno saltato la critica. Direttamente la casa editrice, direttamente a nuovi sistemi, cioè c'è tutte la televisione, i
al pubblico. Quella che ancora risulta come critica, a parte certi casi, ma sono pochi, no, di filtro, sempre più è una spartizione tra vari elementi di affiliati a una casa e a un'altra, eccetera, eccetera, e quindi direttamente i numeri vincono, nel senso che per arrivare a far fare, adesso mi viene da ridere, ma per arrivare a far fare 1 milione di copie di un libro di poesia, anche se è il maggior capolavoro del mondo, non c'è proprio il tessuto antropologico, cioè dove vai a uno? Mentre il milione di copie a un libro, a una storia che diventa anche un film, eccetera, si riesce a far fare, si riesce addirittura nel miracolo, però poi leggo poesia perché basta parlare di queste robe, no? Perché no, io andremo avanti, perché mi piace il mio lavoro, nel senso che fare problema legge vuol dire anche essere in mezzo a queste cose qua. Però la cosa curiosa, sono riusciti a far vendere a Paolo Giordano, che dice, tra l'altro un ragazzo squisito, educatissimo, una persona intelligente, una cosa, e il libro è anche bello, a parte secondo me il finale poteva anche aspettare anche di pensarci un altro mese e mezzo, però sono riusciti a vendere 1.800.000 copie in Italia di quel libro, quando mediamente in Italia sì, ci sono 1,5 milioni di lettori di un solo libro l'anno. Quindi se l'aritmetica non mi inganna, ci sono stati 300.000 erotti non mai lettori, che non hanno mai letto un libro in vita loro, che si sono visti appioppare, probabilmente non so se hanno letto o no, ma per il compleanno, per non so che occasione, il libro di Giordano. Quindi siamo al paradosso estremo, cioè di un libro venduto non voluto neanche dal più recalcitrante non lettore, che comunque se l'è preso lo stesso, l'ha acquistato lo stesso, anche se per interposta persona. No? Pensa cosa fai con un libro di poesia. Cioè, c'è il confronto per un editore, quando da una parte ti arrivano dei milioni di euro e il libro di poesia ti arriva delle migliaia. Sì. Che dialetto era? Questo è il dialetto di Visinale di Pasiano. Pordenonese. Subo-pordenonese. Non capivo. È una variante venetoide, se vuole le dico anche una variante del cosiddetto liventino, che a sua volta è una variante del trevigiano rustico, della sponda sinistra del Livenza. Se vuole... Perché non capivo? No. Ha uno sfondo venetoide comprensibile, credo, poi lessicalmente magari c'ha delle cose, poi è molto anche... È diverso da qua. Vabbè, voi non so, qua però avete Visiacco. Visiac. No. C'è un goriziano, c'è un dialetto goriziano, voi siete furlani. No, perché qua ognuno, poi fermiamo il grado di dialetto perché ogni volta che si parla di dialetto poi si litiga, nel senso che i dialetti non esistono, secondo me ci sono tutte lingue o tutti i dialetti, a differenza per me resta buona quella tra il dialetto e la lingua, è che le lingue hanno un esercito, una marina militare, come diceva a sua volta, non è mia, sarebbe troppo bene, non sono musica. Leggo quella roba degli animali, leggo sempre quelli, poi perché no? Kindergarten è il giardinetto, quel mondo idillico, no? Che si immagina. La breve sezione, ho ancora 5 minuti? No, adesso non vorrei perché dopo un po' non se ne può più. Allora, apre la sezioncina un breve dialogo, copiato un po' come idea da quello che c'è nella beltà di Zanzotto, quello dice: il bimbo ti piace essere nel mondo? Sì, perché c'è la standard, no? Allora era il 68 che esce un libro, quel libro esce nel 68, questo esce nel 2011 e il dialogo è questo. Deve essere stato davvero bellissimo crescere in campagna ai tuoi anni, per tutto quel verde, la libertà, e poi gli animali, i coniglietti, i
vitellini, porcini, per gli animali credo soprattutto. Risposta: sì, soprattutto per gli animali. Coniglietto. Poi veniva il lavoro fino, l'incisione tra la polpa e la pelle. Se era perfetta, scuoiarlo era come sfilare un calzino. Che eri bravo si capiva dalle giunture pulite, senza intaccare i tendini. All'inizio però, togliendolo dalla gabbia, non dovevi guardarlo, solo afferrarlo bene, calare il fendente a mano nuda dietro le orecchie. Non era tanto il fremito dopo il colpo, quando entrava nella morte con una scossa che risaliva il braccio fino alla spalla. Era l'attimo prima, quando la potenza degli arti si umiliava, quel cedere, la testa rilassata, come se già sapesse. Vitellino. Questa è una nascita però. Gli zoccoli giallini, quasi trasparenti, la lingua che fuoriusciva dalle labbra pallide, sigillate, era livida. Quando tutto era in ordine, veniva fuori tirando le zampe senza bisogno di corde. Era come vederlo arrivare dall'eternità o dalla morte, prima di scuoterlo a testa in giù, mettergli i sali in bocca e sentirlo piangere. È così tremenda, dai. Vabbè, lasciamo stare, passiamo ad altro. Leggo cose meno. Leggo ancora, lo faccio. È una cosa piccola, cambiamo tutto, una banalità della vita, una cosa normale, quelle scoperte banali che vengono poi quando sei lì, che viene fuori. Quello che succede a tutti, a proposito del tempo, anche mi chiedevi prima, quello che succede a tutti, se fate attenzione, quando andate per strada, quando andate in treno, in autobus, forse anche a piedi. In una direzione andate e vedete delle cose, nell'altra direzione tornate, andate e ne vedete altre. Alcune che vi aspettereste di vedere, che sono lì comunque ma non le vedete, sfuggono, perché, chissà perché, comunque succede questo. La banalissima poesia è questa. Posso aggiungere solo che incontro sullo stradone ogni mattina i pioppi e uno per uno fogliano lenti e insieme fanno il tempo. Ogni giorno anche loro cambiano, l'indovino nel verde più intenso. Vorrei fermarmi, guardarli. Loquacità. Loquax in latino è negativo. Noi diciamo loquaci, uno che già invece. Anche un dialetto trevigiano, perché sono trevigiano. Ah, bene. Io volevo dire. Di quale variante? Treviso c'è. Volevo dire, io sono stata, non sono una grossa lettrice, non ho una preparazione granché scolata. Ho una preparazione. Non c'è la vita sua, che devo fare? E io amo tantissimo leggere. Leggo tantissimo e probabilmente alzo la media di quei 1800 perché io prendo 3 o 4 testi e libri al mese. Lei, forti lettori, forti lettrice. Dato che dei forti lettori, ma quelli che tutti quanti vorremmo baciare dove cammino. Sono stata molto lontana da poesia perché avevo l'idea, ma non me lo sono fatta io, me l'hanno messa in testa, che ci volesse cultura. Diciamo che anche i poeti hanno messo un po' in alto, mi sembra, un po' elitaria la cosa. Io non mi sono avvicinata alla poesia perché pensavo proprio di non essere in grado di capirla. Quelle poche volte ho letto qualche Montale, quasi non ci capivo niente, perciò. Ma per colpa degli altri che ha detto che si doveva capire chi sa che. No, so. Allora, la cultura è stare al mondo. No, aspetti. No, la cultura è stare al mondo. Mi sono avvicinata ultimamente, negli ultimi anni, avendo l'opportunità di partecipare
poeti regionali, e lì ho cambiato un po' idea. E mi è successo questo: mentre leggo un libro di narrativa, leggo quel po' di biografia e mi basta, leggo il libro. Ora, quando leggo le poesie, mi nasce, ma proprio fortissimo, la voglia di conoscere l'autore, la persona, perché allora, ha scritto questo. io le dico, da un lato, ecco, io direi che sarebbe meglio cambiare idea, nel senso che poi più si conoscono i poeti peggio è. Cioè, non sono, diceva De Gregori, appunto, per citare, insomma, un cantautore, non un poeta, i poeti che brutte creature, cioè i poeti da soli non se lo dicono, però la capisco perché è un impulso che è venuto anche a me fin da sempre, perché c'è un filtro, non che siamo così ingenui da pensare che il poeta che squaderna la verità della sua vita, mentre il romanziere è lì che si inventa tutto. C'è un rapporto comunque tra verità e immaginazione, perché dire finzione non è che pensare uno a una cosa brutta o alla fiction, no, tra verità e immaginazione, lo stesso rapporto che poi abbiamo un po' spostato, perché dobbiamo costruire qualcosa, una forma, qualcosa che stia in piedi diversamente, quel rapporto che abbiamo poi normalmente con la vita, costruiamo la nostra vita tra realtà e immaginazione, senza immaginazione non facciamo neanche niente nella nostra vita e via, no? È un po' così. Però è vero che quando funziona, quando la poesia funziona, c'è un respiro di un luogo prima di tutto, c'è un'idea di un legame con altri, c'è un'idea di esperienza che passa, e se pensiamo allo stesso tipo di poesie, insomma, cioè non la poesia googlate, che viene più naturale. Io ho fatto chilometri di Europa per andare nei posti dove appunto i poeti avevano scritto, dove i poeti stavano, quindi capisco benissimo e credo sia funzionale alla conoscenza, cioè che abbia un valore più che il poeta poraccio, che è molte volte un mezzo attraverso cui l'autore si esprime, se non si capisce come certi idioti pazzeschi, no? Stiamo poi giustamente, no? È così, no? I luoghi, cioè se c'è qualcosa che caratterizza un rapporto proprio non saltabile, non evitabile tra la poesia, in particolare addirittura la poesia anche non solo moderna, è legato proprio ai luoghi. Uno, secondo me, capisce di più della poesia, allo stesso tempo capisce più del luogo che sta vedendo e capisce più anche di quello che capisce lui, proprio, più ancora della biografia, più ancora anche perché poi viene fuori chiaramente quando è lì anche l'aspetto della vita, ma tenga conto che a parte casi di patologie che piacciono tanto ai lettori contemporanei, no? L'unico poeta contemporaneo noto a una gran parte è la Merini per note vicende, quindi al di là di qualche forma patologica un po' sopra le righe, le vite dei poeti dopo la seconda guerra praticamente sono tutte poco interessanti, perché sono fatte più o meno, salve le patologie, voglio dire, sono fatte di lavoro quotidiano, insegnamento a scuola, università, lavoro del giornale, cioè sono fatte di questa cosa qua e della terribile condivisa vita, diciamo. Non volevo parlare del poeta maledetto, no, volevo parlare della persona che mi induce a quelle emozioni. Sì, però. Perché mi induce a quelle emozioni? Cos'è questa persona? Sì, ma già voglio dire, no, nel senso che l'Ottocento era così, vabbè, ma anche il Novecento, già un paio di guerre qualcosa vogliono dire, un po' di prigionia, un po' di cose, uno ci dà un po' di pepe, insomma, in questa biografia, invece adesso il poeta cosa ha fatto? Niente, si è laureato a 35 anni, no? Poi cosa, ha fatto l'insegnante per altri 40, non è che c'è proprio questo frizzante. No, poi la biografia profonda, ripeto, si vede meglio attraverso i luoghi, secondo me, mia opinione. C'è qualcosa? Nessuno vuol chiedere altro, perché veramente deludente la risposta che uno ha detto è meglio evitare. Io volevo dire una cosa, che sono una lettrice di giornali, di
nessuno mi ha mai attirato tanto come una poetessa che mi ha fatto innamorare delle sue poesie. Le ho messe proprio in tipo di aria, robe così, perché è una cosa che ogni tanto vado e leggo. Adesso non mi viene in mente perché sono mesi che non guardo, forse anche un anno, o anche più libri. Premio Nobel. La Wisława Szymborska. No. Wisława Szymborska si dice. Lei trova Wisława Szymborska. Sì, è un nome difficile. Ma è difficile. Quello è un'altra tradizione della nostra. Una cosa che mi ha fatto innamorare. Sì, perché è molto fine, molto. Veramente sono. E dicono che bisognerebbe leggere in polacco. Dicono che bisognerebbe leggere in polacco. C'è una conoscenza che conosco, che è poetessa e scrittrice presentante, che anche quella ha certe poesie che mi hanno colpito, anche quella che è di e comunque ecco, per quello le dico. Sì, ma un albero non esaurisce un bosco, signora, un albero non esaurisce un bosco. Qui invece una curiosità, i suoi luoghi quali sono? Sono quella nostra orribile e meravigliosa campagna industrializzata che ha Da Porcia in lago? da Porcia in giù, ma anche da Porcia in su, anche le Grave, anche, sì, anche, che ci si gira da una parte sembra di essere sulla Luna e si gira dall'altra parte sembra di essere una discarica. Grave, No? Ma tutto, io poi sono uno che si muove volentieri, mi piace tutta quell'area lì che va da sopra le risorgive a sotto, insomma, ecco. Io sto a Porcia adesso, però sono di Visinale, ed è una... Porcia, perché si dice Porcia non conosce nessuno. È un paesaggio fatto di microrealtà messe insieme, no? Interessante. Marco Paolini, Yes. è venuta scuola da lei. Lei prima, lo dicevo loro, quando leggevo le poesie in dialetto, io sentivo, cioè, appoggia come Marco Paolini, legge benissimo. Io ho conosciuto Marco Paolini, abbiamo avuto anche cioè con quelle sospensioni, con quella vaccina. Quella roba del vestiario e metteva in mezzo, appunto, perché io li conoscevo già e avevo già dei rapporti di lavoro con Zanzotto, Sì. ho portato io il suo libro, abbiamo fatto, e per un po' ci siamo... Poi Non gliel'ha detto nessuno. No, beh, no, ma lei mi fa un complimento grandissimo, ma non sono... No, scusi, preferisco lei. all'altezza quello di Paolini. Adesso Non era un complimento. come tutti, no, non era un complimento. Paolini, adesso si è messo a fare di tutto e quindi come sempre fermava le cose prima, erano belle. E poi anche questa sua, cioè io non, poi ci siamo anche un po' presto distanziati perché l'uso diciamo spettacolare e estetizzante che faceva del dialetto e dei poeti in dialetto non ci ha trovati d'accordo, perché a un certo punto la frase ultima, poi ci siamo sentiti più avanti, ma poi la frase ultima prima di non sentirci più per un lungo tempo ho detto sì, tu sei bravo, però potresti leggere anche l'elenco del telefono, che era un complimento ma anche con un po' di veleno, perché no, un complimento che voleva dire l'operazione un po'. E lui non ha sorriso, diciamo, e poi non mi ha più chiamato per 3 anni, io neanche lui perché non ho capito, poi ci siamo trovati più avanti, via, però lui è bravo, adesso a parte gli scherzi, allora anche nella poesia signora anche tante cose, quando si lavora la vita, sperando che sia abbastanza lunga da poter sbagliare e rimediare. Non so, alcuni sono fortunati che cominciano e vanno sempre in ascesa fino al cielo. I più comuni mortali fanno delle cose quando riesce abbastanza belle, poi meno, poi sbagliano, poi un po' meglio, poi magari gli viene bene una cosa e così. E sono quelli forse anche più belli di altri. Quelli che la compongono o quelli che la leggono? Ah, lì dipende, anche quelli che la leggono a volte, anche gli attori hanno... Suonano la voce. Ma anche gli Non attori. servono il testo, non servono il l'autore.
E questo è un discorso bellissimo che vorrei fare con lei, ma quando annoiamo tutti. Io su questo mi incazzo proprio, ma la mia insegno dico bene. E questo è un discorso da fare in maniera... E allora dico, volevo dire questo, che conoscendo bene evidentemente, direi che non c'è niente di più remoto, di più lontano, di più idiosincratico da parte sua della dimensione recitativa, in un'accezione semantica la più ampia di possibile. Comunque mi difendo perché penso di aver dato una struttura in cui il dire non è estraneo, cioè quello che risuona in me leggendo non è estraneo, e di poter leggere quello che ho scritto. Cioè io vado a capo quando c'è da andare a capo, faccio la cesura quando credo di averla fatta scrivendo, senza rubare nulla al testo, e senza... Provo a leggere questo che poi... Non parlo di dimensione recitativa, non parlo soltanto della dimensione autoriale. Certo, si cerca, però chi lo sa, si cerca di essere... È una cosa che così ci lasciamo con questa roba che come congedo, dato che l'ora, tutto quanto, che si chiama Sera, semplicemente un titolo breve. È difficile perché c'è tanto, bisogna essere bravi a fare tutte le assonanze e tutte quante le allitterazioni. La luce si alza verso il cielo sopra le luci e il buio dolce degli edifici abbraccia a lungo lo sguardo. La luce si alza con un respiro e promette a tutti un segreto, quiete profonda, pianto. Passano una sull'altra facce nelle auto che incroci. Le guardi, a cosa appartieni questa sera, a chi parli? La lingua perduta degli stormi che alti si adunano nella luce, la lingua dei perduti per una parola non detta, per una parola distorta pervenuta all'orecchio. Per una volta non sia la ragione o la colpa, chiama tu, pronuncia le parole che più non hai detto. Non c'è vergogna se trovi nel cielo di questa sera fiducia in qualcosa che non conosci e non la vita che si sogna, ma qualcosa di tuo nella vita che vedi. Adesso componi il numero, adesso chiedi. Questo è difficile, però non riuscite a finire, è difficile. No, ma c'è il ritmo, perché parola e musica hanno un ritmo. Eh sì, è un lavoraggio, No, bellissimo. Certe volte lo dice, Bene, io vi ringrazio moltissimo, grazie veramente a Gianmario Vilalta, noi staremo qua anche ore, ma insomma non possiamo, no? No, Grazie e buona serata.